Sono stati trovati degli indizi nei sacchi appunto abbandonati, scontrini, indirizzi, appunto documenti che ci hanno consentito di arrivare al colpevole. Quindi un ecofurbo poco furbo. Un ecofurbo poco furbo e un ecofurbo in meno in circolazione. Pensava evidentemente di farla franca il cittadino tutt'altro che irreprensibile che poco meno di una settimana fa ha abbandonato sulle rive del Piave a Pederobba 30 sacchi di spazzatura con annesso divano, uno sversamento di rifiuti urbani subito segnalato dai volontari dell'Associazione Caimani del Piave che ha permesso a Contarina e Comune di avviare le verifiche e risalire al colpevole, un residente di un comune limitrofo che ora rischia molto di più di una multa vista l'entità del conferimento abusivo e il luogo di pregio prescelto. Reprimeremo con forza questo atto con tutte le sanzioni del caso, anche costituendoci, se del caso, appunto parte in un eventuale giudizio. Ma a Pederobba la lotta contro l'immondizia selvaggia ha già prodotto diversi risultati. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è un fenomeno che colpisce purtroppo tutto il territorio. Noi come amministrazione comunale da 3 anni a questa parte abbiamo introdotto un numero verde rifiuti, abbiamo una decina di segnalazioni a settimana di cittadini che segnalano appunto sversamenti avvenuti, quindi uno strumento fondamentale per combattere questo aberrante fenomeno.